Era il titolare di un'impresa di costruzioni a Vittorio Veneto, poi la crisi del mattone, i debiti coi fornitori, il fallimento in tribunale, ma chiusa la ditta ha aperto un'altra attività, forse abbastanza redditizia, ma di sicuro totalmente illecita, coltivazione e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. A finire nei guai un 37enne e la moglie 39enne, che secondo i riscontri dei carabinieri non poteva non sapere cosa succedeva nella loro camera, dentro una sorta di armadio a muro tirato su con una parete in cartongesso, un nascondiglio di facile realizzazione per un impresario edile in crisi. In questo momento lui è disoccupato, non riesce a trovare occupazione e di fatto ha pensato bene probabilmente che attraverso lo stupefacente di guadagnare. Le indagini sono scattate dopo le confidenze di alcuni tossicodipendenti fermati a Cordignano. Conoscendo la prudenza dell'uomo nell'aprire agli estranei, gli investigatori hanno atteso che uscisse di casa e percorresse un centinaio di metri in auto, dettaglio che fra l'altro gli è costato la contestazione per guida senza patente, visto che gli era stata ritirata tempo fa. Ma i problemi maggiori sono spuntati dall'intercapedine ricavata nella stanza da letto, lampade UVA e congegni elettrici acquistati via internet, 200 grammi di marijuana già essiccata, diverse piantine in foglia. Una vera e propria coltivazione tecnologica con degli impianti fotovoltaici in qualche maniera che potevano dare luce e calore tutto l'anno. E per non perdere il conto della semina, l'artigiano spacciatore annotava minuziosamente sul calendario le varie fasi della coltura. L'uomo è stato arrestato e ammesso ai domiciliari, la donna è stata denunciata.